Sindaco Botteon, lavori in corso per il grande appuntamento del 25 maggio con il passaggio della tappa del Giro d'Italia. A livello di territorio, di comune, come vi state muovendo? Beh, allora, diciamo che il 25 maggio si avvicina, a una data ovviamente tanto attesa. Abbiamo la fortuna di collaborare con tutte le associazioni del comune che durante il passaggio al Giro d'Italia ci daranno una mano a noi come amministrazione e ovviamente a tutto lo staff del CA del Poggio per essere presenti lungo la salita, per offrire tutto quello che sanno offrire le nostre associazioni, per cui dallo spiedo ai piatti tipici, al buon bere. Insomma, sarà un momento di festa veramente legato alla territorialità del nostro comune, coinvolgendo tutte le associazioni che vogliono far parte di questa giornata che speriamo quest'anno sia soleggiata e che porti tante persone a San Pietro di Feletto. A livello pratico state già facendo delle riunioni operative? Sì, siamo diciamo ai livelli di definizione di quella che è la giornata. Abbiamo già organizzato quelle che sono le postazioni dedicate alle singole associazioni. Abbiamo già fortunatamente, rispetto agli anni precedenti, siamo riusciti a organizzare già tutto quello che è il servizio, ad esempio legato alla presenza di personale sanitario con ambulanze, ovviamente nel caso ci fosse bisogno per le persone che stanno all'interno del circuito. Abbiamo già organizzato insomma tutte quelle che sono le postazioni relative ai servizi. Siamo a buon punto, definiamo le ultime cose proprio domani sera con le associazioni e insomma noi siamo pronti e speriamo appunto che il tempo quest'anno ci dia più una mano migliore rispetto a quella dell'anno scorso, perché già l'anno scorso con la pioggia il muro c'erano presenti tantissime persone. Se quest'anno il sole come ci sarà, lo spero veramente, insomma la festa sarà veramente, veramente a 360 gradi. C'è un augurio o un invito che vuole fare sia ai suoi concittadini ma anche alle persone da fuori che hanno intenzione di venire a questo grande appuntamento sportivo? Allora, io vi invito a provare l'emozione di essere nella salita a Ca del Poggio nel momento in cui passano i ciclisti professionisti e non solo, perché chi arriva per la prima volta a Ca del Poggio capisce cosa vuol dire 10-15 mila persone che attendono i propri beniamini con un boato che sembra veramente di essere all'interno di un stadio di categorie superiori. È un'emozione grandissima vedere questi corridori che si possono di fatto quasi toccare e vi invito veramente a provare a venire a Ca del Poggio, perché benché sia una salita breve, ma è una salita iconica dove tutti i ciclisti vogliono passare, dove tutti gli appassionati di ciclismo vogliono venire ad assistere al passaggio dei loro beniamini.